Eccoci, siamo nel post partita di Gamma Innovation Sarzana contro Pumas Viareggio, 14ª giornata di Serie A2 Girone B. Partita che termina positivamente per il Pumas Viareggio. Siamo con il portiere Thomas Mechini, che questa sera ha dimostrato, ci ha fatto capire come mai il Viareggio è la seconda miglior difesa del campionato. 5 gol possono sembrare tanti, ma per la partita che è stata, tutti quei tiri, ci sono state davvero poche cose concesse a livello difensivo. Qual è il tuo commento riguardo alla partita? È stata una partita molto complicata, sapevamo di venire qui e lottarcela fino alla fine, siamo andati i primi 5 minuti, era un po' sulle gambe, poi siamo scaldati per bene e abbiamo fatto avviare i motori e siamo andati sul 7-0 mi sembra. E poi ci sono stati 2 o 3 episodi negativi, errori singoli che hanno portato la partita sul 7-5 e lì però siamo stati bravi a continuare comunque a segnare e a portarla a casa. Sì, Pumas Viareggio che ora la porta a casa e si conferma pretendente al secondo posto, giustamente contro un Camaiore che ha battuto 2 volte in questo campionato, se non erro. Sì, è stato contro il Camaiore, sono state partite veramente difficili, il secondo posto secondo me è meritatissimo e niente, alla fine bisogna continuare a giocare e arrivare il più in alto possibile. Sì, ora Pumas Viareggio che deve guardare alla prossima, una partita ostica in casa, ma contro il Follonica, che appunto è un avversario sempre temibile un po' per tutte le squadre del campionato. Sì, all'andata abbiamo fatto un passo falso, loro comunque sono giocatori giovani come noi, abbastanza esperienza e comunque sarà una partita tutta da vedere e speriamo di portarla a casa.